spettacolo concerto che spazia dalla musica al teatro. Canto, danze e arte circense fusi insieme sotto la regia della poliedrica Ilaria Bordenga, protagonista di Canti, Cuntu e Focu della Sicilia Bella. Uno spettacolo che va dall'amore all'odio, dalla mafia all'umorismo pirandelliano e dal ritroso fino a toccare dilemmi esistenziali più profondi. Sembra uno spettacolo popolare, quindi il racconto della Sicilia, invece noi consideriamo, diciamo, la Sicilia come metafora per raccontare un po' i dilemmi esistenziali. E quindi raccontiamo un po' sia il fuoco sacro di Sicilia, ma il fuoco sacro dei teatranti, e questo soprattutto come un rimando alla società e, come dire, una sorta di contrapposizione tra quello che è il bene e il male. Siete arrivati alla vostra vita. Siete arrivati in terra di Sicilia, tra le rovine di un passato antico. Gli artisti hanno il dovere di raccontare quella che è la positività, quella che è il messaggio universale rispetto al rispetto umano, ecco. E quindi diciamo che lo raccontiamo attraverso la Sicilia. Questa è una produzione indipendente che nasce con un progetto un po' più vasto che Girgenti e Monì, che era un trekking che andava dalla cattedrale fino ad arrivare, passare dal centro storico ed arrivare alla Valle dei Templi fino alla Colimbetra. Poi da qua è nato, insomma, si è unito, ce l'hanno richiesto, abbiamo rappresentato Sicilia in Europa al Castello di Racconigi in Piemonte e poi chiaramente anche a Castellorsino durante un festival insieme a Gaspare Balsamo e altri ancora, e poi niente, pian piano sta crescendo perché abbiamo tanti, insomma, artisti, tra cui Fabio Gueli, che è il nostro cantante e chitarrista, Graziano Mossuto, il nostro compositore e musicista, Fabrizio Campo, che è il nostro giocoliere, e poi chiaramente abbiamo Valerio Genovese, che questa sera non sarà con noi perché siamo all'interno di uno spazio chiuso, che è il nostro fuochista, e poi tutto il gruppo coro cantanti del bel canto diretto da Ine Furna. Ma voi vi siete mai trovati di fronte a un pazzo, eh? Per esempio lei, si è mai trovato di fronte a un pazzo? Sì, no?